Arturo Ferrarin, dopo aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale come valoroso pilota da caccia, nel 1920 diventa famoso con il raid Roma-Tokyo, compiuto con il tenente Guido Masiero, a bordo di velivoli SVA della Regia Aeronautica. 18.000 km a tappe in 109 ore di volo. In seguito continuò a partecipare a numerose gare ed esibizioni. Il 1928 fu il suo anno trionfale. Con il capitano Carlo Del Prete, a bordo di un idrovolante Savoia Marchetti S64, conquistò il primato mondiale di durata in volo in circuito chiuso, 7.666 km in 58 ore e 37 minuti, ed il primato di distanza senza scalo, da Montecelio, vicino a Roma, a Turos, in Brasile, percorrendo in 49 ore e 19 minuti ben 7.188 km. Per questa impresa fu decorato di medaglia d'oro al valore aeronautico e ricevette numerose onorificenze straniere. Descrisse i suoi raid nel libro Voli per il mondo del 1929. Il 14 luglio 1935, durante l'ammaraggio all'idroscalo di Genova, alla guida di un Savoia Marchetti S80 di proprietà di Giovanni Agnelli, urta un ostacolo ribaltandosi. Ferrarin rimane indenne, ma il passeggero, Edoardo Agnelli, muore sul colpo. Lo stesso Ferrarin troverà la morte nel 1941 sull'aeroporto di Guidonia, collaudando un velivolo sperimentale. L'Alitalia ha dato il nome Arturo Ferrarin ad uno dei suoi Boeing 767, che percorre la rotta Milano-Chicago e altre rotte. Inoltre a Guidonia sorge una scuola elementare a lui intitolata.